Napoleone dà un calcio alla storia della città e i veneziani non ci stanno. Nel Museo Correr infatti è stata allestita una mostra permanente dedicata al periodo del Risorgimento italiano, con un posto d'onore proprio a Napoleone. E hanno tutte un'impronta neoclassica ottocentesca, quindi legate all'occupazione francese, dove appunto viene celebrato Napoleone con una statua all'inizio, con un busto di lui e sua moglie Maria Luisa, che non è l'immagine di Venezia, che non è l'identità dei veneti, dei veneziani, e soprattutto non è il motivo di interesse dei numerosissimi turisti e visitatori di Venezia. Per questo è stata organizzata una manifestazione di protesta domenica 15 febbraio alle 11 con tanto di volantinaggio per residenti e turisti, in cui si spiega chiaramente che cosa sta succedendo, con tanto di caricatura in cui Napoleone calcia proprio i simboli veneziani. Il Museo Correr è attualmente, noi pensiamo che debba immediatamente ritornare ad esserlo, un grande riferimento per chi vuole acquisire questa nostra grande storia. Purtroppo oggi, da chi ci ha amministrato precedentemente, non ha questi obiettivi, probabilmente è quello che ci sta facendo capire, è cancellare quello che è il nostro patrimonio e quindi la nostra risorsa per poter rivendicare ancora chi siamo, togliendo via tutta la collezione che noi avevamo al Museo Correr e che si rifaceva alle nostre grandi cose, va bene, dando spazio per esempio alla regina Sissi, austriaca. Quindi le nostre cose oggi sono in soffitta, va bene, ma al loro posto chi viene a Venezia e vuole visitare quello che pensa ancora sia il Museo Correr troverà la regina Sissi, o meglio ancora il distruttore della nostra cultura e della nostra storia, che è il Napoleone, che per Venezia è stata la vera e grande peste. I manifestanti saranno mascherati da dottori della peste a simboleggiare una pestilenza che va sconfitta. E saremo tutti vestiti da dottori della peste, visto che siamo in clima di pestilenza a Venezia, per quanto riguarda la nostra cultura e la nostra storia, che viene troppo spesso umiliata